Benvenuti, oggi è martedì 17 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 16.43. La luna si leva alle 18.47 e cala alle 9.19. La Chiesa oggi celebra San Floriano. Il nome Floriano ha origine latina e significa appartenente a Floro. Oggi, 17 dicembre, si celebra la giornata internazionale dello sciroppo d'acero. Liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero da zucchero e dell'acero nero. È il terzo dolcificante naturale meno calorico e viene ampiamente utilizzato nei paesi freddi, sia per le proprietà energetiche che per quelle depurative. I primi metodi di raccolta della linfa dei nativi americani prevedevano un taglio a forma di V nella corteccia, nella quale veniva inserito un pezzettino di legno che avrebbe permesso la fuoriuscita della linfa. Le donne indigene l'avrebbero successivamente messa in vasi di terracotta sul fuoco, fino a trasformarla in sciroppo. Festeggia 88 anni Jorge Mario Bergoglio, il nostro Papa Francesco. In seguito alla clamorosa rinuncia di Benedetto XVI, viene eletto il 13 marzo del 2013. Argentino, primo pontefice originario del continente americano, rompe una tradizione secolare assumendo un nome mai utilizzato in precedenza. Sono 49 le candeline per la modella e attrice russa naturalizzata statunitense Milla Jovovich. Inizia a sfilare a 11 anni, debuttando 2 anni dopo sul grande schermo. Nel 1996 va incontro alla popolarità col ruolo della giovane donna umanoide ne Il quinto elemento di Luc Besson. Infine compie 28 anni il rapper Tiberio Fazzioli, in arte Fasma. Dopo l'esperienza nel 2020 al Festival di Sanremo, tra le nuove proposte con la canzone Per sentirmi vivo è stato uno dei big sul palco dell'Ariston l'anno successivo col brano Parlami. È Un Natale da cani, il primo episodio della serie animata I Simpson, trasmesso il 17 dicembre del 1989 sul canale Fox. I 13 episodi della prima stagione ne decreteranno l'immediato successo, conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Ma sapete cosa sono i campionati di speed cubing? Si tratta di una vera e propria disciplina sportiva che consiste nel risolvere il celebre cubo di Rubik nel minor tempo possibile. Dal 1974, infatti, questo cubo non ha mai smesso di incuriosire e di far appassionare giocatori in tutto il mondo ed è per questo che ogni anno si tiene un vero e proprio campionato nazionale organizzato dall'associazione Cubic Italy, che elegge il campione italiano di speed cubing. Questo 3 novembre è stato eletto campione il 18enne Valerio Locatelli, che è riuscito nell'impresa in soli 6,82 secondi. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna in Cancro sembra rinsalita con un solido e razionale trigono a Saturno in Pesci, ben lontana dalla quadratura con il caotico Nettuno che ha confuso un po' le idee. Vediamo ora questa visione razionale cosa dà allo zodiaco. Ariete, è sempre in quadratura la Luna, però vi spinge moltissimo a conquistare obiettivi e soprattutto ad aggiustare le cose in casa e in famiglia per permettervi poi la libertà che volete durante le feste, quindi organizzatevi bene adesso per poi trovarvi meglio dopo. Toro, la vostra giornata oggi ha una luna decisamente molto più amica, molto più solida, lucida, concreta e razionale. Ottima giornata per accordi e per stabilire comunque i confini di un progetto, di un'intesa per voi molto importante, non tanto per i profitti quanto per la buona intesa con i referenti. Gemelli, la giornata di oggi prevede una giornata un po' più sicura. Oggi prenderete delle decisioni importanti che riguardano comunque il vostro investimento affettivo in termini di tempo, in termini economico rispetto a ciò che volete affrontare e vivere e condividere con la famiglia.
Cancro, la giornata di oggi prevede una luna nei vostri gradi assolutamente splendida e smarcata dalle confusioni nettuniane. La quadratura è finita, ma inizia un bellissimo trigono con Saturno che può darvi tantissimo in termini lavorativi. Siate ambiziosi e oggi cercate di gestire bene in questa congiuntura astrale un incontro e una decisione importante che potete prendere a vostro vantaggio. Leone, giornata oggi decisamente alle prese con i litigi di Marte e Venere che non la smettono mai di porvi in crisi in termini di affetto. Probabilmente volete di più, volete più attenzione. Oggi, tra l'altro, non vi aiuterà moltissimo il dialogo affettivo, quindi cercate semplicemente di non essere scontrosi, ma di non aggiungere troppa carne al fuoco con il partner. Vergine, la giornata di oggi è una giornata molto piacevole proprio perché la luna vi ricorda di amici, squadra, affetti, team e situazioni che riguardano gruppi che possono andare tutti a vostro vantaggio. Sfruttate quindi bene l'affidabilità che ispirate negli altri e fatevi portavoce di una proposta che potrebbe riguardare il bene comune. Bilancia, luna in quadratura ma un po' meno malinconica e confusa di quella di ieri. Decisamente oggi la vostra attenzione è tutta spostata su Venere, Venere che vuole comunque farvi viaggiare, proprio perché prevede un'organizzazione per le feste che abbia a che fare con un luogo lontano affettivo da raggiungere. Scorpione, la giornata oggi prevede una luna decisamente molto più carica che vi dà solidità, forza, coraggio ed emozione. Nel vostro caso è probabile che possiate ricevere un invito da lontano, che qualcuno possa coinvolgere in progetti futuri per le feste, quindi valutate un po' tutte le opzioni possibili. Sagittario, giornata oggi che prevede un Mercurio che quadra con Saturno. Molto probabilmente le vostre ragioni devono scontrarsi con i limiti della realtà e con la possibilità pratica ed economica di poter fare o meno le cose che desiderate fare. Inoltre, se c'è un affare in ballo, consultate bene le carte. Capricorno, giornata oggi molto interessante proprio perché la luna è sì in opposizione ma vi dà una chiarezza delle cose assolutamente prospettica e molto più lucida. Intanto in amore potete pure considerare che va bene, potete decidere con il partner di investire in qualcosa di comune e di avviare un progetto questa volta a due. Acquario, giornata molto interessante proprio perché quella bella Venere nei vostri gradi dialoga con un Giove decisamente molto generoso e pieno della voglia di partire e di viaggiare. Forse è il caso di provare a chiedere al vostro partner di fare un weekend pre o post natalizio per avere quell'intimità che veramente desiderate. Pesci, giornata decisamente molto bella per voi proprio perché la luna, smettendo di quadrare a Nettuno, ha invece stretto una bella alleanza con Saturno. Il vostro Saturno nei vostri gradi che con questa luna può decisamente aspirare a qualcosa di bello, di passionale, di intenso e di romantico. Davanti a 5 spettatori alle 10:35 del 17 dicembre del 1903, i fratelli Wright, due tipografi dell'Ohio con la passione per i modellini di aerei, eseguirono il primo volo storico di un velivolo a motore, seguito da altri 3 tentativi riusciti, l'ultimo volando per circa 2 chilometri. Alla fine di una relazione, dopo un brutto colpo sul lavoro, oppure quando un amico ci tradisce, in questi casi potrebbe essere necessario fare chiodo schiaccia chiodo. Sta a significare che per dimenticare un fatto o una persona dobbiamo sostituirlo per avere la forza di andare avanti. Ed è così che un vecchio chiodo arrugginito che rappresenta il passato, anche quando doloroso, viene rimpiazzato con uno nuovo di zecca. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Oggi i matti sono due. Parliamo dei fratelli Wright che eseguirono il primo volo storico di un velivolo a motore. Pensate, non erano riusciti a finire le scuole e non frequentarono neanche l'università. Si dedicarono invece alla progettazione di macchine da stampa e a invenzioni come quella del treno a contropedale per le biciclette. Quest'ultima impresa permise loro di ottenere i fondi necessari da investire nell'aviazione. Ci salutiamo con la frase del giorno. Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Ed è con leggerezza che atterriamo su questo nuovo giorno che sta per iniziare, sempre pronti per tutto quello che di bello la vita ci offre. Ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.